Questa è una proposta di legge con cui noi intendiamo impegnare il Consiglio della Regione del Veneto a chiedere al Governo una cosa chiara: aumentare le risorse per il sistema sanitario nazionale e consentire di superare il blocco delle assunzioni per il personale medico. Sono due fattori chiave, a nostro giudizio, su cui la Regione e il Governo devono fare di più, perché è inutile lamentarsi che non sia in grado di avere le risorse per garantire il diritto alla salute ai cittadini e non fare niente per avere e ottenere quelle risorse. Chiediamo al Presidente Zaia e al Consiglio regionale di assumersi la responsabilità di una decisione. Devono dirci se credono davvero nel sistema sanitario nazionale e regionale e se pensano che sia opportuno investire maggiori risorse. La fase in cui si adducono giustificazioni o scuse per dire che le cose non si riescono a fare, a nostro giudizio è finita. Servono maggiori risorse, è il momento di impegnarle. Una calendarizzazione veloce di questo PDLS che noi presentiamo in Regione del Veneto, ma che contemporaneamente come Partito Democratico stiamo presentando in tutte le altre regioni italiane, per arrivare al Parlamento con una posizione, speriamo, forte di tutte le regioni e quindi delle istituzioni locali, per chiedere al Governo uno sforzo maggiore per le politiche sanitarie. Il sistema sanitario nazionale è, come dire, sull'orlo del baratro. Troppi anni di sottofinanziamento, troppi anni di tagli alla spesa hanno oggi determinato un indebolimento strutturale del sistema sanitario nazionale che, ricordiamo, è presidio di democrazia perché dovrebbe garantire a tutti in maniera universale il diritto alla salute. Questo sistema è messo fortemente in crisi in questo momento e ha bisogno di risorse. Non c'è più alibi, non c'è più tempo da perdere, bisogna aumentare almeno di 4 miliardi l'anno la spesa sanitaria del Fondo nazionale.